senza mai pensare che il tempo è un esattore. Amare, 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 amare e poi ricominciare. E quando il grido della sera ti riporta via da me, ho fame, ho sete, ho paura, e questa vita mia cos'è? Amare, 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 e senza mai pensare. Amare, amare, amare ancora, e poi ricominciare. E se ti cerco nella notte, non mi resta che di te l'anima, solo l'anima. Credi nella vita, il destino invece mai, mai. E quanto abbiamo sognato fosse sì. Ed ho cercato un'altra sorte, ma la vita ha detto no. Ho bisogno almeno dei tuoi occhi, e così mi salverò. Amare senza mai pensare che il tempo è un esattore. Amare, 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 poi ricominciare. E quando il grido della sera ti riporta qui da me, ho fame, ho sete, ho paura, ma sto bene qui con te. Auguri anche al padre. Vincenzino, buon compleanno. Tieni. Su, aprilo. Oh, che bello! Grazie, grazie papà. Ecco, ora devi tagliare la torta. Champagne! Vogliamo anche noi lo champagne da questa parte! Arrivo, arrivo. Ecco, bevete, bevete. Le dovrei parlare, don Antonio. Le dispiace venire fuori? No, a pensare che era così piccola. Don Antonio, ma è vero che testimonierà contro Dante Ragusa? E la stupisce? Lei è una bambina, molto piccola. Dante Ragusa non impressiona più nessuno. Se lo metta bene in testa. È finito il suo momento. La fortuna gli ha voltato le spalle. Dante Ragusa è poco meno di un pezzente. Se lo dice lei, don Antonio. Ma a me risulta il contrario. Controlla ancora mezza regione e ha forti agganci politici. Invece le dico un'altra cosa. Ragusa è diventato vecchio. Una volta non si sarebbe permesso di toccare soldi sporchi. E la pagherà cara la lottizzazione del Golfo. E tutti capirete chi è Antonio Gaburri. Lui, adesso. Don Antonio! Aiuto, gli hanno sparato!
Accelera, vai. Qualcosa non va, signora? Ma non so, non parte. Forse ha bisogno solo di una spinta. Metta in seconda. Va bene, grazie. Non venga a testimoniare domani o potrebbe avere qualche guaio, signora. E omaggi a suo marito. Signori in piedi, entra la Corte. In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Trani, letto l'articolo 275 del Codice Penale e in conseguenza dell'articolo 479 Codice di Procedura Penale e gli articoli 744 e 745 assolve. Silenzio! Assolve! Ragusa Pasquale, dall'accusa di omicidio e da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto e ne ordina l'immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa. L'udienza è tolta. Hai visto, Nino? Ce l'abbiamo fatta. Adesso non devi preoccuparti di niente, eh? Preoccuparmi? Me ne fotto io. Questa buffonata è stata organizzata solo per quel porco di Iacovella. Congratulazioni, Nino. Non te la prendere, vedrai che prima o poi lo inchioderemo. Guardate la faccia di Iacovella. Ci sei rimasto di merda! Finché si comprano tutti i testimoni. Ecco, sorride, ecco parte. Grazie. Ancora una, prego. Momento, commissario. Questi non li sopporto. Così anche sua moglie è stata smentita dalla corte. Sta a sentire, brutto figlio di puttana. Se ti permetti ancora una volta, io ti spacco la faccia. E lascia. Mi sono spiegato. Andiamo. Maselli? Nino Ragusa è stato assolto con formula piena. Iacovella era incazzato come una bestia. Benissimo, lo metto in prima pagina sull'edizione della sera. Butto giù 2 righe? No, tu fammi solo la relazione, al comunicato ci penso io. Bene, tra 2 minuti sono al giornale. Beh, che te ne pare? Buono. Ma non sono molto d'accordo sul contenuto. Iacovella non andava trattato così, lo sai come la penso sui Ragusa. Ma che c'entra? Anch'io vorrei vederlo in galera. Ma questo è stato un processo senza prove. Iacovella ha portato Nino Ragusa in tribunale solo perché è il fratello di Dan. Può darsi, ma il motoscafo era il suo. Ma chiunque poteva prenderlo in fondo. Ah, ma allora c'hai sempre ragione te. Certo. Per fare della cronaca non ti devi lasciare influenzare né dai sentimenti né dalle emozioni. Ti devi attenere ai fatti. Punto e basta. Sembra che tutti siano felici che quel Ragusa se la sia cavata. Non riesco a capire il motivo. È un delinquente o no? Che vuoi? I veri eroi del momento sono i banditi. Ma il motoscafo l'abbiamo visto in tanti. Delle volte viene proprio la voglia di mollare tutto e andarsene. È come se foste voi, i nemici della società. Gioca, papà. Prima dobbiamo sistemare, no? Ma sistemato, sei pronto? Pronto. Via.
Anche la radio ha fatto il tuo nome. Ah, ho sentito. E i giornali hanno chiesto il mio trasferimento. Trasferimento? E perché? Hanno ragione, ho sbagliato. Ma in cosa? Non ho calcolato che i Ragusa, con i soldi che hanno, possono comprare chiunque, compresi naturalmente i giudici. E non mi meraviglierebbe anche Maselli. Ma è un buon giornalista. L'hai sempre detto anche tu, no? Adesso non ne sono più sicuro. Papà, su, gioca. Senti, riprendiamo domani. Adesso va a dormire. Uffa. Ha ragione papà, è tardi e domani devi andare a scuola alle 8:30. Ma io vado di pomeriggio. No, domani hai il turno di mattina, dai, a letto. Che fai, papà? Esci? Che cosa credi? Ho anch'io i turni, sai. A che ora torni? Tardi. Non aspettarmi. Papà, perché un giorno non te ne stai a casa? Mamma te la firma la giustificazione, vero mamma? Non posso, ciao. Su, Anninna, andiamo a letto. Altrimenti domani ti addormenti in classe, come l'altra settimana. Chi te l'ha detto? Me l'ha detto il maestro. Che spia! Ma che stai combinando? E vattene, va. Metti via il coltello. Ma che vuoi fare, eh? Dammi il coltello. Dammi il coltello. Sto fermo. Ma lo sai che fine farai? Eh? Rispondi. Lo sai, sì o no? No? Passerai dalle sigarette alle auto e poi alle banche. Ma se ti porto dentro alle banche ci passi subito. E ricordati che se ti ripesco un'altra volta ti spacco le ossa finché non impari a vivere, chiaro? E adesso dai, vattene. Buongiorno, Dante. Mi hai fatto chiamare? Dovevi essere qui da 10 minuti. Beh, ero giù al porto. E poi sai, il traffico. Quando ti chiamo non voglio aspettare. Ricordatelo, Nino. Devi andare a Roma, qui ci sono i permessi. Tu sai chi deve firmarli. E ritorna domani. Senti, Dante, mi hanno detto che ce l'hai con me, ma in quella storia io non c'entro niente. A me avevano detto che quel funzionario aveva già beccato la mazzetta dalla ditta Rapelli e così sono andato da lui. Ecco perché. Quello sbaglio mi è costato 220 milioni. Ma non è stata tutta colpa mia. E lo sai meglio di me, i lavori giù al porto si erano fermati e dovevo trovare una soluzione mentre tu stavi a Milano. Nino. Nicola! Sono Pasquale Ragusa. Ah, sì, il sottosegretario l'attende, al primo piano, prego. Sposiamoci presto. Presto? Ma se non hai neanche un lavoro? Non ti preoccupare dei soldi, Nadia, quelli non sono un problema. Invece per me lo sono. Ho conosciuto della gente in gamba, sai, mi hanno offerto un lavoro.
E fra poco, vedrai, potremo sposarci. Magari, Antonio. Notiziario dall'interno, Bari. Si è appresa la notizia che è stato concesso quest'oggi alla società immobiliare Danzi Ragusa l'appalto per la costruzione di un grande albergo. Vale, c'è? No, io mi fermo a Bari. Ecco, metta dietro. È stato oggetto di vivaci discussioni sia in sede di Consiglio Comunale sia al Palazzo della Regione. La concessione, per dire la verità, è giunta con un fulmine a ciel sereno. Chiudiamo questo strazio. Svedese? No, inglese. Studio lingue, anche l'italiano. Allora, è questo l'uomo? Su, Danilo, rispondi al signore. Sì, è quello. Giordani, lasciami 2 colonne in cronaca e vieni qui immediatamente. Ah, potete andare. Sì, ma lasciate detto dove posso trovarvi, può darsi che abbia ancora bisogno di voi. Bene. Io faccio la bidella all'istituto tecnico. Mi potete trovare lì. Buongiorno. Arrivederci. Ciao. Salve. Su, andiamo. Allora, che c'è? Leggi. Cos'è? Un referto medico. Iacovella ha picchiato un minorenne. Voglio un titolo su 3 colonne. E vacci giù duro. Legga che scrivono di lei i giornali. Cosa ha da dire su questa storia, Iacovella? Niente. È vero. Tutto vero. E me lo dice anche. Sì, certo, però nell'articolo non c'è scritto che stava rubando. Gli ho solo dato quegli schiaffi che gli avrebbe dovuto dare suo padre se ne avesse avuto uno. Capisco. Però stia attento, Iacovella. Ho l'impressione che quelli della Gazzetta ce l'abbiano proprio con lei. L'antipatia è reciproca. Cerchi di essere più diplomatico. Mettersi contro la stampa, secondo me, è sempre uno sbaglio. Mezza Bari nuova è stata costruita dalla mia impresa. Interessante. Eccoci al casello. Anche questo l'ha fatto costruire lei? No, questo l'ha costruito l'ANAS. Buongiorno, Nino. Ah, tieni, fa presto che ho fretta. Non ho il resto. Oh, porca miseria, sempre queste centoline. Ciao, tieni. Grazie. Morti di fame. Se vuoi proseguire per Lecce, devi scendere qui. Sì, grazie. Perché non vieni con me? No, lei è troppo ricco per una povera ragazza inglese. Allora, non vuoi venire a passare 2 giorni con me? No, grazie. Preferisco il barocco leccese. Tante grazie. Affanculo. Allora, tutto chiaro? Fra pochi minuti arriva il furgone con i soldi. Appena comincia a girare dobbiamo entrare in azione. Paura? No. Bravo. Antonio. Ecco, arriva. Vai, adesso.
Mettetevi le armi, mettetevi laggiù, presto! Ehi, ferma! Muoviti, spara! Madonna mia. Dai, Antonio, molla tutto, scappa! Dividiamoci, ci vediamo più tardi al monastero. Sì. 113 pronto. 4 uomini mascherati hanno tentato una rapina al furgone portavalori. Hanno ucciso un poliziotto. Chi parla? Il portiere del banco rurale, piazza del Campo 2. Grazie, veniamo. A tutte le auto della polizia, a tutte le auto della polizia. 4 uomini mascherati hanno tentato una rapina a un furgone portavalori e hanno ucciso uno dei nostri. Auto 320, recati subito in piazza del Campo 2. Auto 320 ricevuto, che hanno ucciso? C'era Negri Giovanni di servizio, penso che sia lui. Poveraccio, prima o poi tocca anche a me. Sei voluto passare tu nella volante. Qui Auto 27, ci sai dire qualcosa di più su quei 4? Sì, ora mi è arrivato. Sono vestiti tutti e 4 uguali. Blusotto azzurro con bavero di pelliccia, pantaloni jeans, passamontagna grigio. Sì, il passamontagna se lo tengono per farsi riconoscere. Quella. Tappare la bocca! Ehi, guarda quei due. Ehi, un momento. Ferma, ferma! Sta ferma, cretina! Se stai calmo non ti facciamo niente! Tienilo fermo! Appiattala! Accelera! Accelera, ti stanno in coda! E accelera, porca puttana! Basta, zitta questa! So io! Basta, zitta! Stronza! Di là, di là! Auto 27, abbiamo intercettato una Simca 1000 targata Bari 344945. A bordo ci sono 2 uomini vestiti come dalla descrizione. Auto 27, dove siete? Località Casaletto, ci dirigiamo verso la zona industriale. Auto 36, recarsi in località Casaletto, intercettare una Simca 1000 tallonata dall'auto 27. Auto 36, ricevuto. Aiuto! 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 Vado, sta ferma! Porca troia! Lascia fare a me! Lasciatemi! 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 Stronza! No! No! Appena, piano!
Guarda te questo! Imbecille, non vedi dove vai? Vieni fuori. Ho detto, vieni fuori. Questa me la paghi! Ti giuro che questa me la paghi! Direttore, c'è stata una rapina. Quando e dove? 3 minuti fa al Banco Rurale. Ha telefonato Marchetti dalla questura. L'ANSA sta battendo il flash. Manda un cronista e 2 fotografi. Va bene. Circolare, circolare! Non si può stare qui, non c'è niente da vedere. Fate sgombrare quella gente, non lo vedi che intralciano? Gli era nato un figlio solamente 2 giorni fa. Ecco la fine che faremo tutti, accidenti. Ma chi ce lo fa fare? Io piuttosto cambio mestiere. Guarda che se non la finisci te lo faccio cambiare io mestiere, hai capito? Mi scusi. Venga, Iacovella. Si calmi. Anche loro hanno i nervi a fior di pelle. Piuttosto il giudice è stato avvertito? Sì, certo, ma quello arriva quando gli fa comodo. Forse è meglio coprirlo. No, neanche per idea. Voglio che tutti lo vedano bene, quel ragazzo. Bari è da ieri praticamente una città assediata. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate e tutte le strade di accesso sono presidiate dalle forze della polizia e dei carabinieri, fatte affluire anche da Brindisi e da Lecce. L'impudenza della criminalità con questo gesto ha superato ogni limite se si pensa che l'ingresso del Banco Rurale era sorvegliato da un custode armato e da un agente di pubblica sicurezza. Il questore di Bari, interpellato dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, ha dichiarato che nessuna auto può uscire dalla città senza essere accuratamente controllata. E pertanto negli ambienti della polizia si è certi che i 3 criminali che hanno tentato la rapina, ucciso l'agente Giovanni Negri di 23 anni, gettato dall'auto in corsa Maria Lobianco di 27 anni, siano ancora in città. Era necessario scrivere sotto il naso della polizia, eh? Quel ragazzo si è fatto ammazzare per difendere gli interessi di gente fottutissima come voi, se lo ricordi? Che altro volete? Fuori dalle scatole. Prego, signori, prego, eh. Ricordatevi, se ci demoralizziamo noi altri sarebbe come se abbandonassimo la lotta. Lasciamo che dicano ciò che vogliono. A noi non ce ne deve fregare niente, chiaro? Sì, lo so anch'io che è duro, è vero. Ma la gente vuole i fatti e noi i fatti dobbiamo dargli, per questo siamo pagati. Adesso è troppo importante per noi. Se riusciamo a prendere quei criminali, forse la gente cambierà opinione. Per cominciare, sono sospesi tutti i permessi. Ci dobbiamo dimenticare di avere una casa e una famiglia. Se c'è una razza che odio, questi sono i giornalisti. Incredibile. Tutti nella vita hanno le loro disgrazie. Io purtroppo ne ho avute 2, perdere la vista e avere un fratello imbecille. E quel che è più grave è che devo fidarmi di te. Capisco farsi fregare la macchina. Ma Cristo, la borsa no. Dante, io... Silenzio! Nicola. Trovami subito quella maledetta auto. Devo riavere quella borsa. C'è la lettera del ministro là dentro.
Porca troia, quello ci vuole proprio far saltare i nervi. Sono 2 giorni che non vedo la famiglia. Con i giornalisti ce l'ha sempre avuta, che vuoi farci? Iacovella sarebbe vicequestore se ci sapesse fare con la stampa. Se gli salta la mosca al naso, a quelli della Gazzetta sono dolori per noi. Ma non esagerare con questa Gazzetta. Ma in fondo quanti credi che la leggano? Tanti, alla procura la leggono tutti, anche perché gliela mandano gratis. E se ti vogliono rovinare è finita per te. Ah, scusa, devo dare una cosa a Iacovella. Commissario. L'hanno trovata sotto il tappetino dell'auto, quella che è servita per quella rapina. È la tessera di un club. Insomma, Antonio, puoi spiegarmi cosa è successo? Mi fai lasciare il lavoro così? Ma quando è che la smetti di fare domande? Dai, sali. Polizia! Che nessuno si muova. Ehi. Ma guarda chi si vede. Come stai, Charlie? Non me lamento. Qui è tutto ok. Belle donne, bella città, whisky. Tranne la faccia di... come si dice? De Menghia. Ecco, bravo, faccia di minchia. Turini, porta questo sacco di merda al commissariato. Andiamo. Dai, Charlie, alzati. Mi raccomando, state attenti che non si faccia male salendo le scale. Andiamo, Charlie. Dai, ti accompagniamo pure in macchina. Buongiorno. Buongiorno. Patente e libretto, per cortesia. Ma che succede? Un semplice controllo. Dovrei correre subito da mio padre. È stato ricoverato in clinica, è molto grave. Capisco. Va bene, fa passare. Auguri per suo padre, signorina. Grazie. Grazie. Avanti. Ehi, questa non è mica l'infermeria. Me l'ha detto lei di portarlo qui. Io? Ma io volevo Charlie. Ma è lui, signor commissario. Charlie? Ma sei tu? Ma come ti sei ridotto? Ma che gli è successo? Ah, no, non me lo dire. Sei caduto dalle scale. Dovremmo farle riparare, commissario. Tu lo conosci già il gioco, Charlie. Io faccio le domande e tu dai le risposte. E ogni volta che tu sbagli, paghi penitenza. Allora, noi troviamo un tesserino di un club privato. Veniamo. E là troviamo te. Non ti sembra strano? Io ho i miei diritti. Rispondo solo al magistrato. Ma Charlie, ma questo non è un interrogatorio, è solo una conversazione tra amici. Tra vecchi amici. E qui, andiamo. Su, sbrigati. Era la casa di mia nonna. È morta un anno fa.
Non ci viene più nessuno. Adesso vuoi spiegarmi? Ho ucciso un uomo. Un poliziotto. Cosa hai fatto? Hai sentito? Come hai potuto fare una cosa del genere? Ho avuto paura. Ho avuto paura. Quando me lo sono visto davanti. Armato. Forse lui aveva più paura di me. Mi sono detto... Ecco. Adesso mi prende. Per un attimo ho visto tutto buio. Poi mi sono sentito mancare il respiro. Mario gridava: spara, spara! Ho premuto il grilletto senza accorgermene. Tutto quel sangue. Allora ho pensato solo a correre, correre, correre via, lontano! Sembrava così facile. Pochi secondi e ti ritrovi nelle tasche dei milioni. Non l'ho mai visto 1 milione io. Non lasciarmi solo. Sei l'unica su cui possa contare. Se mi abbandoni anche tu. È la fine. È già la fine, Antonio. Ma ti starò vicina. La squadra, presto. Subito, signor commissario. I fatti di sangue accaduti negli ultimi giorni tengono ancora la popolazione in uno stato di ansia. Negli ambienti della prefettura si dice che qualcosa si sta muovendo, anche se i funzionari sembra abbiano avuto l'ordine di non parlare di questa storia che ha portato sotto accusa gli organi della polizia. Sembra che tutta la malavita sia stata setacciata e che solo nella giornata di ieri siano state interrogate oltre 100 di persone. Il commissario Iacovella ha dichiarato che la lotta alla criminalità... Carreppa. Se ci prendono ci fanno un culo. Dammi una birra. Che succede? Zitto. Sento dei rumori. Sta buono!
Butta giù il mitra. Dov'è il quarto? Chi? Ho detto dov'è il quarto. Come? Il quarto? Ma che cazzo sta dicendo? Ah, non lo sai, eh? Questo è per il poliziotto, questo è per la ragazza. Commissario! Ormai l'abbiamo preso. È che bisognerebbe fargliela passare la voglia di ammazzare i poliziotti. Ci pensiamo noi, signor commissario. Allora è tutto vostro. Prego, accomodatevi. Mi scusi, commissario. Io sono d'accordo con lei, ma questo le procurerà solamente dei guai. Voglio che quella gente sappia che non siamo più disposti a farci massacrare in silenzio. Come vuole. Ecco, dottor Maselli. Lo segni, per favore, non ce l'ho. Bene. Ehi, Giordani. Ciao. Ciao. Allora, ci sei stato in questura? Sì, come no. Ah. E che cosa dice il buon Iacovella? Vittorio, tieni. Ce l'ha a morte con te. Ah, sì? Dice che prima o poi te la farà pagare. Senti, se hai occasione di parlare con qualcuno dei suoi tirapiedi, fagli sapere che io ho già preso le mie precauzioni da un bel pezzo. E se sperano di beccarmi a letto con una minorenne si sbagliano. Ormai me la faccio solo con le tardone, anche se molto meno divertente. Ah, lo credo. Ah, digli anche come vado in giro. Guarda, tutte le tasche cucite. Esagerato. Non si sa mai. Sai, a qualcuno potrebbe anche venire in mente di infilarmi in tasca qualche bustina di droga, per incastrarmi. Dottor Maselli al telefono. E ti pareva, neanche quando si mangia. Ma poi li prendono questi assassini? Se li trovano. Pronto? Sì, sono io. Ho capito. Sì, va bene, vengo subito. Li hanno presi, contenta? Giordani, dai, pianta lì. Iacovella ce l'ha fatta, li ha presi. Morti? Non lo so ancora. Dai, muoviti! Sembra che in questura abbiano ricominciato a usare il terzo grado. Pronto? Anna, sono io. Non vengo a pranzo e non so neanche se potrò venire a cena. Qui è una bolgia. Va bene. Visto che qui a casa vai e vieni come una meteora, almeno non far passare troppe ore senza darmi tue notizie. Chiamami se puoi, almeno nel pomeriggio. E sta attento, sii prudente. Dai fastidio a troppi. Ciao. Ciao. Don Ragusa, attenda, prego. Sì, chi è? Un amico. L'uomo che ha rubato la macchina a suo fratello si chiama Antonio Blasi e abita in via Accamo 18. Antonio Blasi. Abita in via Accamo 18. Dottor Maselli? Sì? Ho una notizia da 200.000. So chi è l'assassino del poliziotto, il quarto della banda. Vada per le 200.000. Si chiama Antonio Blasi, 25 anni. È già stato arrestato una volta per il furto di un'auto. Conosce un certo Antonio Blasi? Abita là, ma non c'è. C'è suo padre? No, l'ha portato via stamattina la polizia. La polizia. Dammi la sala stampa della questura. Sei tu, Giordani? Senti un po', hai saputo niente dell'identikit? Ah, c'è la descrizione dei testimoni oculari. E com'è? Allora, magro, statura media. Fronte alta, occhi neri a mandorla, sopracciglia scure e dritte, zigomi pronunciati.
E il nome non lo sanno? Almeno a noi non l'hanno ancora comunicato. Ok, ti lascio 2 colonne in cronaca. Tu e altri 3 di volata a questo indirizzo. Cercate questo tipo. Se non c'è, cercatelo nei bar, nei biliardi, dove vi pare. No, grazie. Bisogna trovarlo prima di Iacovella, eh? Sì. Capito? Il padre di Blasi non è dai carabinieri, niente. E non risulta che nessuna pattuglia dei nostri l'abbia fermato. Dov'è Blasi? Io voglio un dottore. Blasi, dov'è? Ho detto che non lo so, Cristo! Non lo so! Io voglio un dottore! Prima parli e prima avrai un dottore. Fuma. Sei un figlio di puttana! Controlla quella soffiato che ho avuto su quell'auto rubata da Blasi. Subito. Ma non possiamo fare un gioco così sleale, bisogna avvertire la mobile. Avvertire la mobile? Piuttosto me la mangio questa foto. Ma dico, ma ti rendi conto che se pubblichiamo la foto mettiamo quel delinquente sull'avviso? No. Pubblicandogli la foto, forse gli salvo la pelle. Dov'è Antonio? Dov'è tuo figlio? Non lo so. Vi giuro che non lo so. Non lo so. Sai chi sono io? Sì. E allora sai anche che sono di parola. Dimmi solo dov'è tuo figlio. Non gli faremo niente. Non lo so. Non lo vedo dal giorno della rapina. Ve lo giuro. Se sapessi dove è nascosto ve lo direi. Non lo so dove è mio figlio. Ve lo giuro sulla Vergine Santissima. Non so dove è mio figlio. Credetemi, Don Ragusa. Nicola. No. Lasciatemi. No. Lasciatemi. No. Lasciatemi. No. Quel nostro informatore conferma che è fuggito con un'Alfa bianca. Comunque, nessuna denuncia di furto risulta presentata quel giorno. No. Per me è ancora in città. Non ha preso neanche una lira del bottino. Giusto. E risulta anche figlio di povera gente. Senza soldi nessuno alzerà un dito per aiutarlo. Meglio per noi. Dottore, la bozza. No, che bozza, non c'è tempo. Pagina! Spiegati! Pagina di corsa, dai! Dai, forza! Ecco, Iacovella, beccati questa. Vai. Grazie. Ma è possibile che quelli della Gazzetta non capiscano che pubblicando le foto di Blasi lo hanno messo sull'avviso? Lo hanno fatto solo per vendere più copie. Sputerebbero in faccia alle loro madri, pur di aumentare la tiratura. Stanno creando un clima di caccia tale che dovremmo ringraziare il cielo se non ci scappano altri morti. Caro Dante, ti rimetto la licenza di costruzione firmate, i progetti non sono ancora stati approvati e tu comunque potrai iniziare subito i lavori. L'opposizione si batterà a che tu non demolisca gli edifici barocchi del centro storico. Quanto dovuto mi puoi versarlo sul conto corrente. Cassa rurale artigiana di Lugano.
Antonio, c'è la tua foto sul giornale. È impossibile, fa vedere. Che si fa ora? Niente. Niente. Ma forse c'è una soluzione. Questa l'hai presa tu, era sulla macchina? Sì, perché non è tua? No. Ma c'è una cosa che ci porterà molto lontano. Che vuoi dire? Dopo te lo spiego. Ora devo trovare un telefono. Aspettami qui. Chiaro? 2 biglietti per Caracas e 10 milioni. E niente scherzi, o mando tutto al giornale. Quando e dove? Castel del Monte. Alle 5 in punto. Un uomo solo. Bari, la foto di Antonio Blasi, pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ha letteralmente sconvolto gli ambienti della polizia. Anche il Consiglio Comunale si è interessato della cosa e l'onorevole Zuliani ha presentato un'interpellanza per sapere come è possibile che un giornalista possa scoprire un assassino prima della polizia stessa. Il vicequestore non ha voluto rispondere e si è limitato a dire che tutti gli uomini del commissariato sono stati mobilitati per la ricerca. Sì, lo conosco, anche se è molto tempo che non viene più a negozio. Lei è suo parente, vero? No, è nipote di mia moglie. Abbiamo bisogno del suo aiuto. Le devo chiedere di venire in questura. Mi dispiace. Torno subito. Prendi la valigia! Dai! Scappa! Scappa! Io sono pronto comunque. Basta che mi telefoni all'ultimo momento. Sia che la caccia continui, sia che l'abbiano impiombato. Io ho già la pagina pronta in ogni caso. C'è sempre la terza ipotesi, che lo prendano vivo. No, non ci credo. Se lo beccano, Blasi è un uomo morto. Blasi ucciso. Grazie. Prego.
questo barcone andrà benissimo. Ma per fare che cosa? Niente, aspettare. Qui nessuno ci troverà. Vieni. Ma perché ce l'hai tanto con Iacovella? Perché è convinto che per risolvere i problemi di questa città ci voglia soltanto il pugno di ferro o metodi da giustizia sommaria. Ma lo sai che è in buona fede? Sì, sì, lo so che è onesto. Ma proprio per questo gli do addosso. Perché lo stimo. Questa è una città che ha un porto, che ha una fiera, è un centro d'affari importante. Certo, ci sono anche affari sporchi. Ma la gente va educata, istruita, non presa a calci nel culo. Ma io credo che la gente non sia disposta a accettare qualunque cosa. La gente. La gente ormai è confusa. E se non gli apriamo noi gli occhi attraverso il giornale, sarà disposta a credere a qualunque cosa pur di salvaguardare la propria tranquillità. E accetterà quasi con sollievo la crocifissione di quel ragazzo, che alla fine pagherà per tutti, anche per i Ragusa. Ma stavolta non deve succedere. Sarà. Ma se ti devo dire la mia, tu e Iacovella mi sembrate due cani intorno a un osso, che comunque sarà spolpato pubblicamente. La borsa l'ho presa, però. Sì, la borsa l'hai presa. Ma quel piccolo ricattatore è ancora vivo. Una volta avevamo anche noi un orgoglio professionale. Ci penso io a quel figlio di puttana. Sai dove trovarlo? Un'idea ce l'ho. Uccidilo. O forse farei meglio a prenderlo al mio servizio. E adesso andatevene. Desidera, Don Ragusa? Voglio parlare col ministro. E lei, dottor Naselli, sono Antonio Blasi. È lui. Attaccati all'altro apparecchio e registra tutto. Scusa, mi stavi dicendo? Voglio parlare con lei stasera, ma non faccia scherzi, altrimenti comincio a sparare, ha capito? No, ti puoi fidare. Hai la mia parola. Ma piuttosto dimmi dove... un attimo che me lo segno, eh. Sì, dimmi. Sì, lo so dov'è. Senti, avrò una copia del giornale sotto il braccio. Mi fido di lei. Cammina e non fiatare. Ecco, questa è tutta la verità. Adesso voglio che gli assassini di mio padre siano presi. Ma come farai a sapere chi sono? C'è dietro uno molto potente. E so una cosa che lo rovinerà. Ragusa? Non vuoi dirmelo? Va bene. Sono disposto a darti una mano, ma a due condizioni. Che tu ti costituisca. E che la ragazza venga via con me. No. Io non vengo. Resto con Antonio.
D'accordo. Come vuoi. Ma è pericoloso. Se quello che mi ha detto è vero, non c'è solo la polizia a dare la caccia ad Antonio. E tra Iacovella e Ragusa non so chi sia peggio per lui. Cerca di convincerlo, Antonio. Aspetto la tua telefonata. Blasi vuole costituirsi. Se la fa sotto. Dopo che gli avete ucciso il padre, dammi un sigaro. La gente va spaventata, non uccisa, idioti. Comunque, l'unico in gamba è quel giornalista. Dobbiamo tenerlo d'occhio. Giorno e notte. Chiaro? È molto importante. Quel giornalista si incontrerà di nuovo con Blasi. È possibile che tu non lo capisca. Sei proprio un imbecille. Non ne sei capace, Nino. Perché sei un vigliacco. Chiamami Nicola. Ti vuole? Vado. Stagli vicino, Nicola. Ehi, senti un po'. E così intervistiamo gli assassini. Ma perché non chiedi che ti mettano al mio posto? Perché non diventi tu il capo della mobile? No, no, grazie. Io faccio già un mestiere abbastanza sputtanato. Non vorrei mica che diventi anche un poliziotto. Insomma, me lo dice a che cosa miri. Quello che stai facendo, te lo dico io, è un gioco troppo pericoloso. La verità è che ti rode che Blasi si sia messo in contatto con me. Adesso che tutti sanno che vuole costituirsi, non puoi più farlo ammazzare. Che razza di stronzate! Se qualcuno ha scavato la fossa a quel ragazzo, sei proprio tu con quell'articolo. Chi ha ucciso suo padre ti farà pedinare. Lo capisci in che guaio sei? Ti auguro buona fortuna, direttore. Attento alle mani. Dottor Maselli, ho bisogno di parlare ancora con lei. Ci vediamo stasera alla città vecchia, al solito posto. Chiamate il commissario Iacovella, che venga subito. Abbiamo intercettato una telefonata. Sì, certo. La squadra. Fa avvertire tutte le pattuglie. Niente auto nella zona né posti di blocco. Maselli deve camminare assolutamente tranquillo. Ah, guai se ci vede, eh? Niente errori, mi raccomando. Un'occasione come questa credo che non ci capiterà più. E dobbiamo saperla sfruttare. Mi raccomando, sostituiscimi. Turini, ci sei? Sì, ancora niente. Se passa di qui lo vediamo per forza. L'importante è che non ti veda lui, ricordatelo. Va bene, stia tranquillo. Arriva una macchina, capo. Si è fermata. Non riesci a vedere chi è alla guida? No, capo. Ecco, ora lo vedo. È Maselli.
Da che parte va? Vieni avanti. Non farti vedere. Sì. Andiamo. Eccolo, ma è solo. No. C'è qualcuno che lo sta seguendo. È Blasi. Che cosa facciamo? Azione. Fermo, spariamo! Fermati! Ma è Nino Ragusa, non è Blasi. E così ce l'hai fatta a saldare il conto con Nino Ragusa. Togliti dai piedi, non ho alcuna voglia di discutere con un imbecille come te. Perché sai che ho ragione. Sapevi che Ragusa mi avrebbe pedinato. Ma l'hai detto tu e ora è legalmente cadavere. Bravo. Commissario, la gente dice che è strano. C'era un conto in sospeso tra la mobile e Ragusa. E allora? E allora scoppia una sparatoria per Blasi e proprio Ragusa ci va di mezzo. Si prende la malattia del piombo e muore. No, un momento. Chi dice che è strano? La gente o i giornalisti? Ma è lo stesso. Forse per voi è lo stesso, non per me.
Perché piuttosto non chieda a Maselli che cosa faceva lì? Non siamo qui per discutere la funzione della stampa, noi siamo Non qui è per... che per sporchi interessi state proteggendo un criminale dalla polizia? Quell'uomo che secondo voi abbiamo assassinato era più armato di noi. Caro dottore, quello che ci fa paura è la sua voglia fin troppo evidente di volersi vendicare. Vorrei vedere se avessero ucciso uno di voi come reclamereste la testa dell'assassino. Sì, forse, ma noi dobbiamo cercare di essere imparziali. Fa parte del nostro lavoro. Il nostro dovere. Ma non fa parte del mio. Ma guarda tu, Iacovella, sempre i diritti della stampa. C'è il commissario Iacovella. Che è venuto a fare? Ci ha permesso mancare di rispetto ai vivi, non ai morti. Commissario Iacovella. Nicola. Quest'oggi si sono celebrate le esequie di Pasquale Ragusa, ucciso, come è stato dichiarato dagli stessi organi della polizia, per errore. C'è stata questa mattina una riunione di vertice al Palazzo della Regione per discutere se è possibile che un commissario dalla pistola facile, come viene ora chiamato il dottor Iacovella, possa continuare ad occupare un posto così delicato come il suo. Vieni, accomodati. Allora, cosa ha deciso Antonio? Ha paura. Dopo quello che è successo questa notte crede che anche lei voglia tradirlo. Ah no, ma nella faccenda di stanotte io non c'entro niente. Io volevo solo far girare a largo la polizia perché sapevo che mi tenevano d'occhio. Ecco perché non sono venuto alla barca. Prendi qualcosa? Un tè al limone. Senta, un tè al limone. Antonio si deve fidare di me. Non si fida più di nessuno. È sicuro che lo ammazzeranno. Ha ucciso un poliziotto e non gliela perdoneranno mai. Magari anche lei pensa che se lo meriterebbe. Quello che penso io non ha importanza. Però voglio che abbia un processo regolare. Ma tu devi aiutarmi a convincerlo. Qualunque cosa debba succedere ad Antonio, io sarò con lui. Ma dottor Maselli, io... Bene, adesso non bussi nemmeno. Lascia stare le formalità, ho pochissimo tempo. Figurati io, per me il colloquio è già finito. Prendi questo aggeggio e ordina agli uomini che mi hai messo alle costole di tornarsene a casa. Tu devi essere impazzito. Non sono mai stato così lucido. Blasi viene al giornale con la sua ragazza. Sì, hai capito benissimo. Si costituisce. Quando arriva da me, io ti chiamo. E tu vieni a prenderlo. Senza sparatorie e tantomeno cadaveri. Così l'opinione pubblica sarà soddisfatta. L'opinione pubblica. Non farmi ridere.
Sì, proprio quella, caro commissario. E siamo noi che condizioniamo l'opinione pubblica. Noi, con la macchina da scrivere, e non tu, con tutti i tuoi mitra. Senti, credo che sia meglio per tutti, anche per te. È solo un ragazzo spaventato. Ricordatelo bene. Se lo ammazzi, giuro che ti rovino. Hai capito? Sì, ho capito. Ormai comandate voi. Noi altri serviamo solo per farci ammazzare. Maselli, Iacovella, ho fatto sgomberare la zona da tutte le pattuglie, ma adesso non pretendere di stravincere. Dai retta a me che questo lavoro lo conosco anche troppo bene. È uno sbaglio voler fare tutto da solo. Niente da fare. E se venissi io solamente? Gli accordi che ho preso sono che voi restiate fuori da tutto. C'è almeno la possibilità di arrestarlo se cambia idea. No, Iacovella, no. Ho dato la mia parola. Ciao, Nadia. Ciao. Paura? Sì, un poco. Tieni. Ah, grazie. Ci siamo. Ormai non ci resta che sperare che tutto vada per il meglio. Però hai fatto preparare due fondi, uno su Blasi che si costituisce e l'altro su Blasi che viene ucciso. Vado avanti io. Ok. Ah. Tieni questo biglietto. Questa è la fotocopia della lettera del ministro. Se per caso mi succede qualcosa, consegnalo alla polizia. Vai. Dov'è? In macchina.
Eccomi. Adesso lo consegni a me. Chiama l'ambulanza. Antonio. Non c'è più niente da fare. Perché? È morto. Nicola! 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 Nicola, dove sei? Nicola. Amare senza mai pensare che il tempo è un esattore. Amare, 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 amare e poi ricominciare. E quando il grido della sera ti riporta via da me, ho fame, ho sete ed ho paura. E questa vita mia cos'è? Amare, 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 amare e senza amare pensare. Amare, amare, amare ancora e poi ricominciare. E se ti cerco nella notte non mi resta che
cosa tua